3 anniversari di rilievo storico, il vescovo di Agrigento presenta l'iniziativa sulle orme di Pietro in terra agrigentina. Oggi i camici bianchi di cardiologia raccontano di come vengano mandati a lavorare altrove, chiedono di poter essere una certezza per i loro pazienti e rivogliono il loro reparto. Diverse iniziative ad Agrigento per festeggiare San Giuseppe, festa dei papà e dei lavoratori, iniziative della CNA e raduno Vespe. Serie D, passo falso del Licata contro la Cireale, Eccellenza, l'Acragas batte il Gele, il Profavara perde in casa contro la Mazzarese. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La Chiesa agrigentina celebrerà 3 anniversari di rilievo storico. L'iniziativa si intitola Sulle orme di Pietro in terra agrigentina. Guerre, mafia e migrazioni saranno i temi delle manifestazioni che si chiuderanno a Lampedusa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa oggi di presentazione degli eventi dell'iniziativa Sulle orme di Pietro in terra agrigentina, che vedrà appunto la Chiesa agrigentina da aprile a luglio commemorare 3 anniversari. 1923-2023, 11 aprile, 100 anni dalla visita di Monsignor Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Giovanni XXIII ad Agrigento. 1923-2023, 7-9 maggio, 30 anni della visita di San Giovanni Paolo II ad Agrigento. 2013-2023, dall'8 al 10 luglio, 10 anni del viaggio apostolico di Papa Francesco a Lampedusa. Sentiamo Don Damiano. 130-10, il passaggio 100 anni fa dell'allora cardinale Angelo Giuseppe Roncalli e poi Papa Giovanni XXIII nel suo viaggio in Sicilia del 1923 con visita al seminario della nostra arcidiocesi di Agrigento. Felicemente si incontra questo suo passaggio con i 60 anni dell'enciclica Pacem in Terris, tema di estrema attualità, promulgata proprio l'11 aprile del 63. E allora è un'occasione per ricordare Papa Giovanni XXIII e riflettere sulla pace nelle terre sempre auspicata e sempre tradita. Il secondo appuntamento sono i 30 anni del passaggio di Giovanni Paolo II, passaggio che si ricorda per quel grido, direi, appassionato circa i mafiosi, no? Con quella esortazione: convertitevi. Ecco, anche questa è un'occasione per tornare a riflettere su come la mafia sia mutata in questi 30 anni e qual è stato il cammino della Chiesa siciliana e della Chiesa italiana su questa realtà. Gli ultimi eventi, quelli di Lampedusa, sono i 10 anni della visita voluta fortemente da Papa Francesco proprio a Lampedusa in riferimento alle migrazioni, ai migranti. Lampedusa è conosciuta anche per questa opera d'arte che è stata lì collocata, Porta d'Europa, ed è un riferimento interessante. Ecco, dobbiamo anche sempre considerare che una porta, per essere porta, deve essere transitabile in entrambi i lati, no? Quindi Porta d'Europa ma anche Porta d'Africa, e può essere veramente un'occasione per proporre ma anche acquisire un punto di vista diverso sulle migrazioni, sui migranti. Questo mi sembra importante.
da che punto di vista guardiamo queste persone, perché se continuiamo a parlare di fenomeno o peggio di emergenza, perdiamo di vista la persona, questa madre, questo bimbo, quest'uomo che fanno i migranti. Ma ognuno di questi ha una storia, ha dei drammi, ha dei ricordi, ha delle gioie, ha dei lutti, no? E dal punto di vista con cui noi guardiamo cambia l'approccio che si possa avere, sia quello personale sia quello delle istituzioni. I dirigenti medici del reparto di cardiologia di Agrigento scrivono una lettera aperta ai cittadini in cui evidenziano come l'unità dell'ospedale San Giovanni di Dio, diretta dal dottor Giuseppe Caramanno, venga smembrata, cioè mandata a lavorare altrove, a 30-50 km dalla propria residenza. I dettagli nel servizio. I dirigenti medici del reparto di cardiologia di Agrigento scrivono una lettera aperta ai cittadini in cui evidenziano come il loro reparto sia obbligato a subire le troppe mancanze ed emergenze croniche del sistema sanitario provinciale. Un detto siciliano, scrivono i medici, che ben può far comprendere la situazione ai cittadini è: si spoglia la chiesa per guarnire la sacrestia. Noi cardiologi di Agrigento vogliamo prima di tutto rivolgerci alla popolazione, alla nostra utenza e spiegare chiaramente cosa accade. L'unità dell'ospedale San Giovanni di Dio, diretta dal dottor Giuseppe Caramanno, viene smembrata, cioè mandata a lavorare altrove, a 30-50 km dalla propria residenza. Significa che con la scusa di un'emergenza ormai permanente i medici del reparto di cardiologia di Agrigento subiscono ripetuti ordini di servizio per coprire i turni del reparto di cardiologia a Licata, all'ospedale San Giacomo d'Altopasso, dove i medici di ruolo sono soltanto 2 e mai ci potrà essere un organico completo perché nessun giovane medico è disposto ad andarci a lavorare. Continue chiamate d'urgenza per supplire il turno di un collega della cardiologia dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì in malattia. D'urgenza perché si ha appena un'ora di tempo per scappare ed arrivare a Canicattì. Ed ancora ulteriori turni nel reparto pronto soccorso di Agrigento perché da quando è stato aperto il pronto soccorso di Ribera il personale di Agrigento è stato comandato altrove. Tante volte si è discusso di questo problema, ma oggi lo vogliamo guardare da un altro punto di vista. Il nostro è quello dei cittadini, scrivono ancora i medici. Non importa se l'azienda sanitaria o la politica festeggiano nell'inaugurare nuovi spazi come Oribera o nel mantenere i reparti di cardiologia di Licata e Canicattì. Bisogna ripensare l'organizzazione degli ospedali nella nostra provincia, dove, per porre fine alle criticità ataviche che li affliggono, sarebbe sufficiente potenziare la rete territoriale delle emergenze e urgenze, molto più efficiente nella gestione delle patologie tempo dipendente, come l'infarto miocardico acuto. Noi vogliamo continuare a lavorare con tutta la serenità che il nostro delicato lavoro richiede. Noi vogliamo, scrivono ancora, essere un'eccellenza ed una certezza per la popolazione, una garanzia. Noi vogliamo essere parte attiva di un reparto operativo al 100%. Noi vogliamo essere esonerati dal lavoro in altre strutture, la cui esistenza non è prevista dalle vigenti leggi. Esprimiamo dunque disagio ed assoluta preoccupazione ed i nostri sentimenti non possono che essere gli stessi dei cittadini. Non vogliamo e non possiamo privarci quotidianamente dell'attività di 3 colleghi che sono obbligati a coprire turni presso altre strutture come le cardiologie di Canicattì e Licata e persino il pronto soccorso di Agrigento, creando inevitabilmente un danno al nostro reparto, privato di oltre 400 ore mensili di lavoro che gravano sugli altri medici e sull'allungamento dei tempi di attesa. Chiediamo di poter continuare a fare il nostro lavoro così come lo abbiamo sempre fatto, guardando in faccia ai nostri pazienti e sapendo che gli stiamo garantendo i più alti livelli di assistenza.
Non ci compete parlare di zone speciali o presidi di prossimità, ma quello che sappiamo è che un reparto di cardiologia non è una guardia medica. La popolazione deve essere certa di andare in un posto che non sia per forza il più vicino, che non coincide spesso con il più efficiente, perché gli standard quantitativi non permettono di raggiungere prestazioni qualitative adeguate, aumentando il rischio clinico. Non possiamo essere noi a sottolineare che prima di inaugurare un nuovo spazio occorre essere certi che siano presenti due fattori: utilità e numero di personale adeguato. Non dobbiamo far sì che gli eventi ci mettano contro i nostri stessi colleghi, ma non comprendiamo perché, ad esempio, non venga previsto un accorpamento tra Licata e Canicattì. E ancora una volta, può un reparto di cardiologia privarsi di 3 medici e di oltre 400 ore mensili di lavoro? Ed adesso, concludono i medici nella lettera, vi chiediamo: che reparto di cardiologia volete ad Agrigento? Perché noi rivogliamo il nostro. E ieri giornata dedicata ai papà, il 19 marzo è la festa di San Giuseppe, ma anche la festa dei lavoratori. Diverse le iniziative ad Agrigento, partiamo da 2 percorsi, uno espositivo, uno legato all'agroalimentare, organizzati dal CNA, poi anche un raduno di vespe, un'iniziativa a Fontanelle. Vediamo. Uno dei giorni di festa, quello organizzata dalla CNA di Agrigento in occasione di San Giuseppe, sabato l'inaugurazione dei percorsi espositivi agroalimentari e artigianato artistico, quindi il Rosario e Coroncina, al termine la celebrazione eucaristica con la benedizione degli artigiani ed esercenti che hanno offerto doni da parte creati da loro stessi. La cerimonia è stata celebrata da Don Enzo Sazio, quindi nell'atrio del Collegio dei Filippini, adiacente appunto alla chiesa di San Giuseppe, è stata allestita un'ampia espositiva con in mostra i prodotti degli artigiani agrigentini, quindi la tradizionale tavolata di San Giuseppe, al termine lo spettacolo dei gruppi folcloristici. L'iniziativa è durata anche nella giornata di domenica, con un ottimo riscontro ricevuto. La CNA è sempre presente nel territorio, siamo stati coinvolti dal santuario, da Don Enzo Sazio, e quindi noi abbiamo risposto sì, perché intanto perché il patrono degli artigiani, San Giuseppe, l'umiltà, la genuinità, il sudore della fronte, il saper fare, la devozione al lavoro sono il tratto distintivo del popolo degli artigiani che appunto festeggia il proprio patrono. E noi come CNA, che rappresentiamo gli artigiani, siamo stati presenti, abbiamo ieri sera partecipato alla celebrazione eucaristica con l'offertorio, con i doni prodotti dagli artigiani, e poi una esposizione dell'artigianato artistico, dei prodotti agroalimentari, l'eccellenza del territorio. Ecco, questa è una vetrina per promuovere il territorio, le aziende, i prodotti, ma anche per testimoniare l'impegno dal punto di vista anche etico, religioso, di quelli che sono i valori che incarna la nostra Confederazione. E dopo la bella esperienza vissuta al Palacongressi sabato 11 nell'ambito del Mandorlo in Fiore, abbiamo voluto organizzare questo momento, ecco, anche con la collaborazione del pastry chef Giovanni Mangione. Abbiamo messo a disposizione anche dei dolci ripieni di ricotta, insomma una giornata di festa con la musica, con i gruppi folcloristici, con il quartet, fede, devozione, tradizione, e tutto questo vuol dire promuovere il territorio, tutto questo vuol dire promuovere le aziende, tutto questo vuol dire dare slancio all'economia, e CNA in questo senso è sempre presente perché vuole essere un punto di riferimento per il territorio. Oggi come sta andando questa bene, manifestazione? Sì, sta andando bene, tante persone ci sono venute a trovare, è stato finalmente dopo 3 anni di pandemia un'occasione per stare di nuovo tutti insieme in comunità, e stiamo sponsorizzando ognuno le nostre creazioni. In questo caso appunto io qua rappresento Simone Ceramica, quindi abbiamo la ceramica, poi ci sono altri amici e colleghi artigiani che hanno anche altre cose. Speriamo che finalmente si possano iniziare di nuovo a fare un po' di esposizioni così dal pubblico, ed è un buon momento anche per stare tutti insieme. Valeria Vita oggi qui con il micro birrificio, ecco, raccontaci brevemente
Cosa fate? Sì, allora io e mio marito abbiamo messo su questa azienda di birra, produciamo birra artigianale agricola perché la materia prima viene dalle nostre campagne. Con passione produciamo questa bevanda, la birra, riproducendo le antiche tradizioni birrarie. Lui è il mastro birraio e io sono la titolare dell'azienda. Come va l'attività? Ma insomma, Viene apprezzata in questo apprezzata, senso, dico. Viene apprezzata tantissimo, anche perché noi facciamo birra artigianale non filtrata, non pasteurizzata, rifermentata in bottiglia, come si faceva una volta, come una birra fatta in casa. In occasione della festività di San Giuseppe si è svolto anche un raduno dei possessori di motovespe organizzata dal club di Agrigento e di Porto Empedocle, i cosiddetti Vespa Club, che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone amanti delle due ruote. L'evento ha visto il raduno delle Vespe di fronte alla chiesa di San Giuseppe ad Agrigento. Don Ezio Sazio ha benedetto i partecipanti, ribadendo anche l'importanza della festa del Santo, meglio identificato come la festa del papà. Oggi stiamo benedicendo tutti i papà, siamo usciti adesso dalla messa, c'è stato il raduno delle Vespe e anche questo ci serve per fare un po' di animazione e far conoscere San Giuseppe anche in tutte le manifestazioni che più o meno possiamo fare. Pomeriggio avremo l'ascesa con i cori e poi domani in modo particolare, che è la festa liturgica, perché in Quaresima di domenica non si festeggia San Giuseppe, avremo la messa col Vescovo alle 11 e dopo 3 anni ritorna anche la minestra e la benedizione e la distribuzione della minestra di San Giuseppe. E poi nel pomeriggio la processione per le vie della città, vorremmo affidare proprio questa nostra città a San Giuseppe, patrono e protettore di tutti noi. Quindi questo appuntamento lunedì? Lunedì alle 17:30 la processione, mentre la mattina alle 11 messa e distribuzione e benedizione della minestra. Ora diamo la benedizione. Sì, aspettiamo le ultime vespe e poi li benediciamo e daremo loro il ricordino di San Giuseppe. Quanto è importante ancora questa festa del papà? È sentitissima perché comunque il papà è sempre il papà nella vita, nella Sacra Famiglia, e Giuseppe diventa un punto di riferimento sia per il papà, sia per la famiglia, sia per la vita dei figli e dei cristiani. E ci fa capire come siamo chiamati a vivere i grandi valori della famiglia e dell'essere genitori. Don Enzo ha voluto fortemente riportare questa manifestazione che è già nata nel 2019 insieme al Vespa Club Agrigento, insieme al Vespa Club Porto Empedocle, che organizziamo adesso queste manifestazioni per far conoscere ancora di più la Vespa, far rivivere quei momenti passati e anche avvicinare i giovani a questo mondo. Come si vive la giornata di oggi? Il programma che avete fatto? Il programma è stato molto semplice, ci siamo riuniti in piazza Pirandello e siamo stati un'oretta lì a parlare, a dialogare, perché anche la Vespa è anche questo, e poi abbiamo fatto un giro, siamo arrivati a Stallone e siamo risaliti. Adesso siamo qui in attesa che i saluti con Don Enzo. Si può dire che i volontari nel quartiere agrigentino di Fontanelle costituiscono una vera e propria risorsa. Volontari che affiancano il comitato di quartiere, anch'esso costituito da persone che si prestano per il bene comune. Il comitato Fontanelle Insieme ci sta riuscendo benissimo a tenere alta l'attenzione sulla popolosa frazione. Il tutto autonomamente, senza contributi pubblici, ma con la sola voglia di fare. Un appuntamento dopo l'altro e Fontanelle si scopre un quartiere che avverte il bisogno di voltare pagina e si affida proprio al comitato di quartiere e al gruppo di volontari che lavorano senza sosta quando occorre. L'ultimo appuntamento sabato e ieri domenica, festa di San Giuseppe, una ricorrenza abbastanza sentita a Fontanelle, dove i volontari sono stati presenti dalla mattina di sabato fino a tarda sera per la distribuzione della minestra. Per l'occasione, la piazzetta nota come Piazzetta Terone è stata trasformata in un luogo di aggregazione, grazie a chi ha dedicato anche questa volta il proprio tempo. Se la vigilia è trascorsa con entusiasmo, così è stato anche per la giornata di ieri, con la tavolata di San Giuseppe nel salone della parrocchia. Sono 2 le realtà su cui possono contare gli abitanti di Fontanelle:
il comitato di quartiere guidato da Vito Lauricella e la chiesa guidata dal giovane parroco Don Andrea Militello. Presenti sul territorio a coinvolgere grandi e bambini, come è successo a Natale con le novene e pochi giorni fa con il Carnevale. E adesso vi mostriamo un video della Guardia di Finanza dedicato ai papà. Papà, io vado! È in corso la rimozione dei barconi usati dai migranti e abbandonati sulle spiagge dell'isola di Lampedusa, mentre si selezionano medici per aprire un punto di primo intervento pediatrico. Oggi scade il bando. Il servizio di Margherita Trupiano. La raffica di sbarchi verificatasi negli ultimi giorni a Lampedusa ha incrementato il numero di barconi che rimangono abbandonati sull'isola dopo che i migranti raggiungono l'agognato approdo. Proprio per questo, una settimana addietro, data l'emergenza e i numeri fuori controllo dell'hotspot della più grande delle Pelagie, il presidente della regione Schifani si è recato sull'isola per fare il punto della situazione e proprio in quell'occasione ha provveduto a chiedere all'Agenzia delle Dogane, che in materia ha competenza, di procedere alla rimozione delle carcasse. L'operazione è iniziata ed è attualmente in corso mediante il caricamento su autocarri e il successivo posizionamento su navi che poi le condurranno nei luoghi di smaltimento. Nel corso della sua permanenza sull'isola, Schifani aveva anche preso l'impegno con il sindaco Mannino di istituire un punto di primo intervento pediatrico funzionante 24 ore su 24 per garantire l'assistenza sanitaria alla fascia di popolazione più giovane. A tal riguardo l'ASP di Palermo ha già pubblicato il bando che scade oggi per la selezione dei medici. Intanto la Protezione Civile regionale, su input del presidente Schifani, ha inviato beni di prima necessità sull'isola. Adesso la politica, MPA, congresso Fiume a Catania. Il centrodestra siciliano non ha ancora espresso la candidatura unitaria per la corsa al sindaco del capoluogo etneo. Arturo Cantella. Si è svolto nel fine settimana il congresso dell'MPA di Raffaele Lombardo a Catania al fine di analizzare in particolare la posizione del movimento e che vede nel suo delfino agrigentino, onorevole Roberto Di Mauro, la presenza al governo regionale presieduto da Renato Schifani. Lombardo si è detto disponibile a una sua candidatura al 10%, ma per una rappresentanza a consigliere di quartiere, mentre vedrebbe un giovane vigoroso e forte alla poltrona di Palazzo degli Elefanti. Il centrodestra è spaccato a Catania, la fuga in avanti della Lega che ha lanciato la candidatura di Valeria Sudano a primo cittadino è avallata dal premier Salvini, affermando come
sia la migliore figura per guidare una città straordinaria come Catania. La designazione anticipata non è piaciuta però al leader catanese Lombardo, auspicando una concordia tra gli alleati nella sua scelta, ma anche il partito della Miloni vuole la poltrona, forte di una tradizione di centrodestra alla guida catanese negli anni passati. In attesa anche Forza Italia, che esordisce il nuovo coordinatore Caruso, che ha sostituito Gianfranco Miccichè alla guida del partito di Berlusconi, mentre la DC di Totò Cuffaro si smarca dalla coalizione se non si troverà la quadra all'interno dello schieramento di centrodestra. All'incontro al tavolo della coalizione ha partecipato l'esponente dell'MPA catanese e sindaco di Adrano Fabio Mancuso. Sindaco, oggi è un momento importante con questo congresso che porta a decisioni che riguardano il Movimento per l'Autonomia in vista delle prossime elezioni amministrative. Il rilancio del Movimento per l'Autonomia, un leader che vuole assolutamente mettere mano a quella che è la forza autonomista che nel corso di questi anni ha cambiato la storia della Sicilia, liberi da quelle che sono le nostre convinzioni. Siamo riusciti a riprendere quello che era un cammino e oggi avrà la possibilità Raffaele Lombardo di poter dire la sua sul Movimento per l'Autonomia e su tutte le elezioni amministrative dei comuni della Sicilia. Ecco, per quanto riguarda la situazione generale, un suo giudizio, visto che comunque sembra essere una fase transitoria, anche molto intensa, in cui il dialogo appare l'unica soluzione per trovare la quadra? L'unità è fondamentale per quanto ci riguarda. La coalizione è un valore, già governiamo la regione, ci saranno le ragioni per governare insieme anche Catania. Quali sono le sue riflessioni al momento in riferimento alla situazione a Catania, no? Per l'elezione del sindaco? In questi ultimi giorni sono registrati parecchie novità e anche colpi a sorpresa. No, direi di novità nessuna, ognuno fa la propria proposta politica. Per quanto riguarda i colpi a sorpresa, immagino che vi riferite ai manifesti dell'onorevole Sudano. Ritengo che c'è una riflessione interna alla Lega, perché la sera prima l'onorevole Tardino, che è il segretario regionale della Lega, ha sottoscritto un documento con noi che si ragionava sul candidato sindaco e abbiamo appunto rinviato a venerdì prossimo quella che è la riunione unitaria, quindi non credo che la proposta di Valerio Sudano è una proposta che poi andrà da sola, ragionerà insieme a noi su quello che è appunto il valore dell'unità. Potrebbe creare spaccature o divergenze? Ma questo non dipende da noi. Noi riteniamo che invece il centrodestra deve essere assolutamente unito, se poi qualcuno pensa di fare da solo. Sono assolutamente cose che non riguardano la coalizione. Sono l'assessore all'energia e ai rifiuti, che sono poi tra i problemi più significativi con cui tutte le amministrazioni locali devono fare conto. Grazie a tutti voi. Non c'è dubbio che parlando di un'elezione facile, che abbiamo affrontato con la serenità di chi è stato amministratore per tanti anni, ha la consapevolezza che i servizi pubblici locali non debbono essere un malato perenne, ma debbono essere affrontate con decisione e determinazione. Che risultato l'abbiamo avuto? Stiamo nel prossimo mese di aprile definire il percorso per il servizio integrato come quello di Siracusa e recentemente i vari incontri che si sono svolti con l'SRR. Operazione antidroga nel Nisseno, 15 gli arresti, i dettagli nel servizio. 15 le persone che sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per l'accusa attraverso un continuo approvvigionamento garantito dai canali nelle province di Catania e di Agrigento avrebbero gestito una rilevante attività di spaccio di cocaina, marijuana e hashish ad assuntori ma anche ad altri spacciatori nel territorio di Mussomeli, dove la banda aveva base, nelle località vicine al cosiddetto Vallone. I militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Caltanissetta su richiesta della DDA, disponendo per 14 indagati la custodia in carcere e per uno degli arresti domiciliari. Lo spaccio, durato per 5 anni, ha riguardato anche i comuni di Sutera, Campofranco, Acquaviva Platani, Villalba e alcuni paesi che riguardano la provincia di Agrigento.
L'indagine è stata svolta tra l'ottobre del 2019 e il giugno del 2022 e ha evidenziato che l'attività dell'associazione si svolgeva anche durante il periodo della pandemia del Covid-19. Nonostante le limitazioni sulla libertà di movimento dovute all'emergenza sanitaria, al vertice c'era un soggetto di Mussomeli che avrebbe finanziato gli approvvigionamenti di sostanze stupefacenti, gestito in prima persona l'attività illecita e organizzato il lavoro dei complici. Durante il corso delle indagini, l'attività di riscontro era stata arrestata in flagranza di reato una persona e sequestrati 130 grammi di cocaina e circa 2 kg di marijuana. Esterefatti abbiamo appreso il ritrovamento in discarica del documento firmato dal maestro Andrea Camilleri, con il quale autorizzava il comune di Porto Empedocle ad utilizzare il nome Vigata. Questo è il commento dell'associazione Oltre Vigata, presieduta da Daniele Verruso, che chiede venga resa fruibile a tutti. Arturo Cantella. L'associazione empedoclina Oltre Vigata, rappresentata dal giornalista Danilo Verruso, prende posizione circa il ritrovamento in discarica del documento dello scrittore Andrea Camilleri. Ritrovamento messo in luce dal giornalista della Sicilia Francesco Di Mare, che ha visto una vasta eco sulle testate nazionali. L'associazione empedoclina afferma come siamo esterefatti. Abbiamo appreso del ritrovamento in discarica del documento firmato dal maestro Andrea Camilleri, con la quale autorizzava il comune di Porto Empedocle a utilizzare il nome Vigata. Al di là delle dovute indagini interne al comune preannunciate dal sindaco Calogero Martello, non può che trattarsi di un increscioso episodio da addebitare molto probabilmente a un banalissimo errore. Il documento per la nostra città ha un valore inestimabile. Dopo la fiction girata nel Ragusano per ragioni prevalentemente tecniche, gli empedoclini legittimamente si sentirono derubati e fu allora che l'amministrazione, insieme al maestro Camilleri, decisero di organizzare delle iniziative legate definitivamente il nome Vigata a Porto Empedocle, un atto di generosità e di amore da parte dello scrittore empedoclino nei confronti della cittadinanza. Non finì lì, successivamente venne realizzata la statua del commissario Montalbano, che Andrea Camilleri volle con le sembianze letterarie e non televisive, così come lo aveva immaginato, tracciando un solco indelebile tra lo sceneggiato girato nella Sicilia orientale e i luoghi in cui è nato e che hanno dato vita ai suoi personaggi. A nostro parere, afferma Danilo Verruso, adesso spetta a noi prenderci cura di questo prezioso patrimonio e non possiamo che farci piacere le parole del sindaco di Porto Empedocle. Il documento, come è giusto che sia, sarà fisso nella stanza di rappresentanza del sindaco empedoclino affinché la memoria e il ricordo di Andrea Camilleri siano tenuti vivi in maniera adeguata e solenne. Proprio queste motivazioni ci spingono a formulare una proposta. Sindaco Martello, il documento ritrovato appartiene a tutti e non solo agli empedoclini, appartiene a tutti gli amanti della letteratura e del teatro camilleriano. Pertanto le proponiamo di non affiggere il documento nella sua stanza visibile soltanto a poche persone, ma custodirlo in una teca e di trovare uno spazio adeguato per allestire una mostra permanente che possa raccontare le radici e il forte rapporto tra Andrea Camilleri e la sua città natale. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Ripartiamo, giornata ecologica a Torre Salsa, ripulite anche le spiagge di Siculiana e Bovo Marina. Vediamo. Il progetto Ripartiamo nasce dalla collaborazione del WWF con Intesa San Paolo ed oggi e domani, 18 e 19 marzo 2023, inizia la campagna di pulizia delle spiagge, dei fondali marini e delle foce dei fiumi. È un progetto che nasce per la sensibilizzazione del pubblico a quello che è la tutela delle nostre coste. Abbiamo avuto oggi la presenza di 2 istituti, quello di Ravanusa, il giudice Saetta e Livatino, e l'istituto comprensivo di Siculiana. I ragazzi assieme ai docenti stanno partecipando in massa a questa iniziativa e devo dire che sono contentissimi di dare un contributo e di dare l'inizio della stagione del balneare. Non è proprio balneare, anche se da noi la stagione estiva inizia un po' prima, dovrebbe iniziare un po' prima, però si stanno impegnando perché ci stanno dando veramente un valido contributo a quello che è la tutela della nostra costa. Ringrazio il WWF, ringrazio l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Siculiana perché dà inizio con questa iniziativa. Ripartiamo la nostra stagione estiva e lo fa attraverso
come dire, una sensibilità verso l'ambiente e verso questa bellissima spiaggia. Da parte nostra saremo impegnati anche per quest'anno, per la stagione estiva 2023, ad organizzarci per fare in modo che il turista, il visitatore trovi l'ambiente di Siculiana Marina e Torre Salsa nei migliori dei modi, un ambiente accogliente sotto ogni profilo. Anche per quest'anno è prevista l'iniziativa con la distribuzione dei kit di spiaggia per fare la raccolta differenziata e adesso siamo organizzati per le prossime settimane, pulire, organizzare per fare trovare il tutto nei migliori dei modi per una stagione turistica all'insegna della bellezza e dell'ambiente. Siamo studenti del giudice 7 Livatino di Ravanusa e oggi siamo qua per ripulire la spiaggia. Il clima che si è creato, comunque visitare, guardare tutto il panorama, è stato bello, insomma. Questo progetto è del WWF e noi ogni anno, tranne il periodo del Covid, abbiamo sempre aderito. Questo è un pezzo di spiaggia bellissimo che vale la pena visitare, soprattutto prima per un contatto diretto con la natura. Questo contatto è importante perché porta a diventare più sensibili nei confronti dell'ambiente e poi per collaborare con i responsabili della riserva per tenere questa spiaggia sempre più pulita, che già in partenza è pulita, però come si diceva poc'anzi con le mareggiate arrivano materiali provenienti da altre spiagge dove purtroppo c'è molta gente incivile che ancora non ha capito non bisogna sporcare questo pianeta. Cerchiamo di salvaguardare. E i miei alunni sono felici di stare qua. Ci stiamo divertendo molto perché comunque è un'esperienza nuova, non mi è mai capitato di venire a pulire le spiagge, comunque abbiamo visto bene il paesaggio ed è bellissimo qui. Essere grato per questa esperienza, quindi è importante preservare l'ambiente, soprattutto questi ambienti bellissimi che è la nostra terra, quindi è una bella esperienza. Noi siamo felici anche di rappresentare la scuola e siamo felici anche di dare il nostro contributo per l'ambiente. Siamo adesso al calcio, Serie D, passo falso del Licata ad Aci Sant'Antonio contro la Cireale, i gialloblu battuti 2-0. Vediamo. Da Francesco Costanzo, le immagini che vedete riprese da Diego Antonacci con la camera a bordo campo di Estefan Tirrito sono un'esclusiva Radio Night. In campo Acireale contro il Licata con la formazione acese di mister Giovanni Ignoffo chiamata alla pronto riscatto dopo la cocente sconfitta rimediata a San Luca e che ha indotto la società a diramare il silenzio stampa e a casa un risultato positivo. Formazione: Licata in campo con Valenti, Vitolo e Cappello, Visenna, Calaiò, Orlando, Pino, Cristiano, Saito, Rotulo e palla recuperata dalla Cireale con lo scambio di Domenico Antonio, pensa al tiro, arriva alla conclusione debole, facile preda Valenti. Occhio all'attacco del Licata sul binario Mancini, traversone tagliato, palla sopra la traversa, prima insidia anche per la formazione ospite, c'è calcio d'angolo. Al limite la possibilità di andare alla tiro in porta, Oliveri la controlla alla centrale, lo scambio con Giovanni Sbrissa, palla che è buona per Dito, in area di rigore, Dito, la conclusione toccata in angolo dall'estremo Valenti, gran conclusione, pronto a battere Giovanni Sbrissa, palla insidiosa, attenzione Ricciardo, la colpisce ma trova soltanto l'esterno della rete. Sbrissa sul settore Mancino, palla in area per Ricciardo, il controllo, la sponda, Dito, la conclusione, il gol della Cireale, di Domenico Antonio, la sblocca al minuto 37 di questo primo tempo, grande azione della Cireale con il fendente vincente all'angolino. Nel 43esimo minuto di gioco di questo primo tempo, la battuta di Dito, palla che spiove nel rigore, la conclusione in porta da parte di Ghisleni, palla che non inquadra lo specchio della porta, palla Dito in area di rigore, la parabola beffarda, palla in aria ancora buona, c'è passaggio sulla linea e arriva in questo momento il duplice fischio arbitrale, si va negli spogliatoi.
Marotta che va al tiro in porta, a ventina di metri, ci ha provato Rodulo, quello dell'11 della Ciriale, serve Sbrissa al centro, due da fare per la formazione Granata, e poi recupera la palla, c'è calcio di rigore, toccato Sbrissa, indica il dischetto, Valenti, va Giovanni Sbrissa, la palla che viene calciata sopra la traversa, palla per Samanolo, il traversone Sbrissa di testa, con la palla che termina fuori dallo specchio della porta, pronto a battere, palla bassa, libera Ricciardo con la conclusione della distanza da parte di Pino Cheslini, palla ancora per Dito in area di rigore, il traversone Ricciardo, due volte ancora la palla che non entra, incredibile di punizione, Simone Dito, la battuta, respinge con i piedi, con i pugni, scusate, Vitale, Gisleni chiama in causa Peppe Samanalola, a fondo della formazione Granata, Sbrissa, controlla con qualche attimo di conciliazione, Carrozza chiama palla a Sbrissa, Sfera è buono per Giovanni Sbrissa, solo davanti a Vitale, Sbrissa è Bernardo, c'è calcio di rigore, il secondo per la formazione Granata e cartellino giallo per l'estremo Valenti, calcio di rigore per la Ciriale, contro Valenti, va il capitano, la palla a rete, il gol, Peppe Samanalola, al minuto 42esimo. E arriva in questo momento il giudice fischio arbitrale e game over al comunale di Aci Sant'Antonio. La Ciriale torna alla vittoria e col più classico dei risultati di guida indicata. Calcio eccellenza, l'Acragas batte 1-0 il Gela, ma il gol vittoria arriva solamente nei secondi finali di gioco, al minuto 100 grazie al rigore. Carmelo Lentini. Ancora una volta Desiderio Garufo risulta decisivo per la vittoria dell'Acragas e la proietta in vetta alla classifica pur in condominio con l'Enna e in attesa dello scontro diretto dell'Esseneto in programma domenica 5 aprile. Tutto questo ad appena 4 giornate dalla conclusione della regular season. L'episodio chiave arriva al 97esimo per un evidente atterramento in piena area di Vitelli lanciato verso la porta avversaria. Penalty contestatissimo dalla compagine ospite e che Garufo trasforma magistralmente dagli 11 metri. Ma attenzione, perché la gara, sin dai primi minuti, si è mostrata dura, combattuta e ben orchestrata dalla maestria del tecnico gelese Andrea Pensabene, che costringeva l'Acragas ad un costante pressing e sfiorando per ben 3 volte la rete del vantaggio. La compagine biancazzurra infatti non riusciva ad eludere la fitta ragnatela di fraseggi predisposta dagli ospiti, che riuscivano a guadagnare ben 7 angoli nel primo tempo contro i 0 dell'Acragas. Nitide infatti le azioni da rete sprecate da bomber gelesi Abate e da Tomaino. Si va a riposo con il risultato inchiodato sul nulla di fatto e al rientro dagli spogliatoi l'Acragas, grazie ad una prestazione tattica più arrembante ed anche a qualche sostituzione tecnica, iniziava a macinare azioni degne di nota. Ed è così che al 76esimo, con 6 mezzi prima e successivamente con Nere e Garufo dopo, la squadra biancazzurra si rendeva pericolosa, andando vicino al vantaggio. Molto bravo il portiere ospite Di Martino a ribattere le pericolose conclusioni. La gara sempre più spigolosa veniva sanzionata con diversi gialli ed una in particolare risultava fatale per il difensore cragantino Barrera, il quale veniva poi espulso. Pur in inferiorità numerica, l'Acragas riusciva ad aumentare i ritmi della gara, rendendosi sempre più pericoloso, ma non riusciva a passare. Il tifo biancazzurro iniziava a salire di intensità, come anche l'adrenalina in campo, e quando tutto lasciava presagire ad un'equa spartizione dei punti, ecco arrivare l'episodio decisivo. Vitelli in aria ruba un pallone ad un difensore del Gela, ma viene atterrato platealmente. L'arbitro è a 2 passi, vede tutto
e senza alcuna esitazione indica il dischetto del rigore. Dopo alcune vane proteste della compagine nissena, Desiderio Garufo piazza con un pentente il pallone nel sacco del portiere Di Martino. Esplode la gioia del Seneto per i 3 punti che consentono di riaffacciarsi in vetta alla classifica in condominio dell'Enna. La lotta continua a distanza ed il prossimo turno l'Akragas sarà in trasferta a Palermo contro il CUS Palermo. Una vittoria importante in un momento topico del campionato, ma è stata una vittoria molto sofferta. Un primo tempo, secondo me, per il modo mio di vedere, regalato al Gela. Un secondo tempo più arrembante, più generoso, più volitivo da parte dell'Akragas. Dire regalato credo che sia un po' un'esagerazione, perché non si entra in campo per regalare un tempo all'avversario. È chiaro che il primo tempo siamo stati palesemente in difficoltà, a volte anche in balia dell'avversario. Non siamo riusciti mai a recuperare il possesso e a ripartire. Abbiamo sofferto il palleggio del Gela, però credo che nel secondo tempo ho visto una squadra diversa, ho visto una squadra che ha fatto più corse in avanti piuttosto che andare a coprire all'indietro e quindi ad allungarci verso il basso. Però credo che il secondo tempo l'Akragas abbia meritato ampiamente la vittoria. Sicuramente ha meritato la vittoria. Ormai questa è una squadra che gioca sui nervi, anche perché forse questo rush finale del campionato si presenta molto difficile. Anche per l'Enna oggi è stato problematico andare a prendere un punto a Castellaccio. Piuttosto che fare un discorso esclusivo solo all'Akragas, dico che è un campionato che sta togliendo a tutti delle energie, soprattutto mentali, perché è un campionato equilibrato, un campionato che non si vedeva da un decennio forse così equilibrato, un campionato forte, e quindi chi riuscirà a mantenere la calma sarà la squadra che vincerà il campionato. Ma secondo lei la squadra ci crede profondamente a volerlo vincere questo campionato? Perché l'ho vista un po' timorosa pure ad affrontare. È vero che i finali di campionato diventano pericolose, perché le squadre che si trovano nella zona bassa devono salvarsi e quindi creano dei problemi notevoli. Sarebbe da stupidi non crederci a 4 giornate dalla fine o a 5 giornate alla fine prima di questa gara, quindi credo che, ripeto, ci sono delle difficoltà oggi oggettive nell'affrontare gli avversari, perché sia noi che l'Enna abbiamo un peso mentale in più rispetto agli altri. Gli altri giocano sereni, tra virgolette si sparano la partita della vita, perché affrontare l'Enna e oggi l'Akragas è sempre una motivazione in più. Come l'hai vissuto il rigore di Garufo allo scadere? Emotivamente? Con grande emozione, perché non è mai semplice un calcio di rigore, poi al 95esimo ancora più emozionante. 4 gare alla fine del campionato, sarà battaglia fino all'ultimo secondo. L'ho detto ieri nelle pre-gara, la prossima è il CUS, poi guarderemo le altre. In sala stampa a fine gara il vicepresidente Carmelo Callari: che vittoria batticuore sul rigore al tempo scaduto praticamente. Davide, signori, l'intervista di ieri fatta e pubblicata dimostra che effettivamente le partite oggi non finiscono più al 90esimo, non c'è più una partita facile, sono tutte partite difficili, perché la pressione mentale che in questo momento subiscono i calciatori dell'Akragas è molto alta, quindi hanno solo un risultato e su quello devono giocare. Le partite, come si è visto, finiscono quando l'arbitro fischia. È un calcio di rigore all'ultimo minuto, pareggia, l'ultimo pareggio fatto fuori casa, e la giustizia. Diciamo che continuiamo in questa battaglia, mancano poche giornate, speriamo che tutto vada per gli intenti che la società si prefigge. Primo tempo di sofferenza, poi l'Akragas è cresciuta nella ripresa e alla fine il rigore ha consentito ai biancoazzurri di tornare in vetta al campionato.
Sì, stiamo parlando di una bella squadra qual è il Gela. Il Gela ha manovrato benissimo nel primo tempo, ha mantenuto il possesso della palla, tecnicamente non devo spiegare nulla in più di quello che ha detto il nostro mister, dicendo che ha un tempo ciascuno, poi all'ultimo diciamo che quel calcio di rigore ha permesso di ottenere tutta la posta in palio. Ancora calcio, eccellenza, Pro Favara, passo falso in casa. Al Brucculeri passa la Mazzarese 0-1, il finale. Giuseppe Moscato. Passo falso della Pro Favara che in casa viene sconfitta da una Mazzarese in piena forma che ha riscattato la pesante sconfitta nella gara di andata. Pro Favara che è stata fortemente penalizzata da diverse dubbie decisioni arbitrali, veri e propri svarioni del direttore di gara, il signor Zangara di Palermo, e dei suoi collaboratori, che non concede un evidentissimo rigore per il quale addirittura a fine gara negli spogliatoi ammette l'errore e chiede scusa. Una sconfitta per i ragazzi di mister Catalano che arriva dopo una serie di risultati positivi. La Pro Favara comunque mantiene sempre la terza posizione, anche se Enna e Acragas allungano. Nonostante le tante occasioni, la Pro Favara non ha trovato la via del gol. Subisce il vantaggio degli avversari per una distrazione in difesa, evita il raddoppio da parte di Secam che sbaglia da distanza ravvicinata e a porta praticamente vuota. E dire che la Pro Favara era partita bene con diverse occasioni del solito La Piana, due di queste, la prima soprattutto, fermata da un netto fallo di mano e da una spinta in aria ignorata dall'arbitro. La Mazzarese di mister Iacono fa la sua partita giocando a testa alta. Il vantaggio arriva al 41esimo del primo tempo a decidere le sorti dell'incontro e Secan che riesce ad inserirsi tra tre difensori della Pro Favara e battere il portiere. Ad inizio di ripresa nuove proteste della Pro Favara per un altro fallo di mano in area ospite non visto dall'arbitro. Seguono almeno altre 3 occasioni per la Pro Favara per riportare in parità l'incontro con De Luca, La Piana e Marino, ma è la Mazzarese a festeggiare al triplice fischio. Sicuramente sono amareggiato vedendo il risultato, vedendo come è finita la partita. È anche vero che secondo me abbiamo fatto una grande rincorsa e quindi anche i ragazzi un po' mentalmente hanno dato tantissimo. Oggi devo dire che la partita è stata molto lottata, molto tirata, ma già questo lo sapevamo. La prima parte della gara abbiamo avuto qualche piccola difficoltà perché la Mazzarese ci pressava alti, non ci faceva giocare, però è anche vero che abbiamo avuto 2 o 3 situazioni importanti dove potevamo sbloccare la partita e non ci siamo riusciti, non siamo stati molto lucidi. La prima occasione che hanno avuto loro su un rimpallo in area di rigore hanno fatto gol. Poi da lì nella seconda parte della gara abbiamo provato in tutti i modi a cambiare anche modo, a cambiare qualcosa. Abbiamo avuto un'altra palla gol nettissima, una con De Luca che poteva cambiare anche il volto della partita perché pareggiare la partita al 10°, non mi ricordo quando era. Sicuramente sarebbe cambiato anche il secondo tempo, anche se devo dire che non posso rimproverare nulla ai ragazzi per l'impegno che stanno mettendo, ma non solo in questa partita. Credo che da quando sono qua i ragazzi veramente mi hanno dato grande disponibilità, hanno dato tanto a questa maglia, a questa città, alla società, l'hanno dimostrato sempre domenica dopo domenica. Oggi purtroppo è andata male, l'episodio c'è stato negativo, però in altre occasioni magari un pizzico di fortuna l'abbiamo avuto anche noi, quindi bisogna un attimino ricomporci, rimettere un po' le idee in chiaro e martedì riprendere come sempre perché mancano 4 partite, siamo a 8 punti dall'Agragas e quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di arrivare terzi per poter fare i playoff. Ma non mi piace, come ho detto in tante altre occasioni, parlare degli arbitri, però già dal primo tempo si è vista la linea che ha preso l'arbitro, tanti falli non dati, non fischiati, insomma tante situazioni che un po' hanno fatto innervosire la partita e quindi da lì scemando ha fatto tutti i 90 minuti allo stesso modo. È vero che nella seconda parte della gara
abbiamo avuto delle occasioni, ultimamente creiamo e però non riusciamo a sbloccare o a realizzare come facevamo prima, quindi bisogna essere anche bravi a continuare, bisogna perseverare su quello che si fa, perché adesso in queste 4 partite ci giochiamo i playoff. La mia squadra ha fatto sempre il solito gioco, ha creato tante occasioni da gol, perso il conto. E purtroppo è inutile, a volte gli episodi sono a favore, a volte sono a sfavore. E quando poi si perde così ti resta solo l'amaro in bocca, perché è inutile parlare dei rigori, tutto il resto una volta che finisce la partita. Non l'ha visto, l'ha ammesso, ma quello che conta è che poi alla fine noi abbiamo fatto un passo indietro che chiaramente non ci aiuta in prospettiva di andare ad affrontare le altre partite con la consapevolezza che bisogna ora stare attenti, perché essendo a 8 punti, 4 partite, dobbiamo stare attenti a non giocarci un campionato. Credo che abbiamo meritato. Abbiamo sbagliato pure il secondo gol a porta vuota con Segan. Credo che oggi non abbiamo rubato niente rispetto all'anno scorso. Siamo stati bravi, ci siamo difesi bene, abbiamo tenuto palla quando dovevamo tenere, abbiamo fatto tante azioni di gol e credo che il risultato ci sta tutto. Mi dispiace, però dico, è una partita di calcio, giocata in questo modo per onorare il campionato di qua fino alla fine. Una squadra che la vostra era partita con tanti favori del pronostico, poi qualcosa si è un po' inceppata durante il campionato e alla fine insomma state un po' riemergendo. Guardi, le ambizioni della società erano altre, ma c'era un altro allenatore. Io sono subentrato e i programmi sono cambiati, quindi non erano quelli dall'inizio. Si è rivoluzionata una rosa per intera, stiamo facendo bene con tanti giovani, ma senza tanta velleità. Dove possiamo arrivare arriviamo, l'importante è che mi crescono i giovani, che diamo sempre a chi ci viene a guardare un esempio di squadra educata, che gioca a calcio, che dà tutto e che rispetta gli avversari, perché è giusto rispettarli. Nel secondo tempo forse un po' troppo nervosismo da ambe le parti? Ma guardi, noi che eravamo tanto nervosi, noi ci siamo difesi, credo che è più nervoso del Favara, che ci sta il nervosismo, perché magari dovevano raggiungere il risultato, dovevano pareggiare a tutti i costi, però hanno trovato oggi una Mazzarese ben messa in campo, hanno trovato oggi la mia squadra, e faccio i complimenti veramente ai ragazzi, non gliel'ho fatti mai durante il campionato, forse oggi abbiamo fatto una delle più belle partite del campionato, sia sotto il piano agonistico che sotto il piano del gioco, però dico. Con i risultati di questa 26ª giornata si è ricombattata la coppia di testa. Infatti l'Ennar resta in bianco sul campo del Casteldaccia, mentre l'Acregas in pieno recupero supera il Gela con un penalty trasformato dallo specialista Garufo. Tutto questo a meno 4 turni dalla conclusione del torneo di eccellenza e a meno 1 dallo scontro diretto in programma del Seneto il prossimo 5 aprile. Alle Brucoleri amaro risveglio per la Pro Favara, che subisce il gol della sconfitta con la Mazzarese ad opera di Secan, mentre lo Sciacca rifila 3 gol alla Leonfortese. Vittoria esterna Terresuttana che passa a Mazzara con una rete di Maniscalchi. Ma vediamo quali sono stati i risultati della giornata. Acregas batte Gela 1-0, Casteldaccia Enna 0-0, Marineo Cus Palermo 0-0, Mazzara Resuttana 0-1, Pro Favara Mazzarese 0-1, Sciacca Leonfortese 3-0, Nissa Don Carlo Misilmeri 0-4 giocata sabato, Parmonval Castellarmare 0-2 giocata anche questa sabato, Parmonval matematicamente nel campionato di promozione. Questa è la classifica. Acregas ed Enna 62 punti, segue la Pro Favara con 54, più sotto il Don Carlo Misilmeri con 50, Mazzarese 24 e 44, Mazzara 42, Unitas Sciacca 41, Casteldaccia 29, Nissa 28, Castellammare 28 e Oratorio Marineo 27, Resuttana San Lorenzo 26,
Leonfortese 25 e Cus Palermo 23 insieme al Gela. La Parmonval 8 punti. Prossimo turno: Cus Palermo Acregas, Castellammare Pro Favara, Don Carlo Misilmeri Casteldaccia, Enna Oratorio Marineo, Leonfortese Mazzara, Nuova Città di Gela Parmonval, Resuttana San Lorenzo Nissa e Mazzarese Unitas Sciacca. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.